Buonasera. Chiedevo alla signora dove siamo. A via Santa Margherita. Dove? Legnano? No, vicino a Baudelaire. A Baudelaire. Je vais tous les jours à Baudelaire. Ah, Baudelaire, sì. C'est normale, eh? Dove arrivi? Io tunisino. Tunisino. Buonissimo tunisino, couscous. Sì, kebab, couscous, Kebab, e couscous. anche altre roba. Oh, ma che siete tutti tunisini, algerini, non si capisce più nulla. Tutto il mondo poi. Il y a tout le monde ici. Sì, Come a tutto Parigi, il come Parigi, c'è tutto il mondo. No, anche come a Svizzera, come tutto il mondo, anche a Boston, a Washington. Allora, come t'appelli? Mohamed. Mohamed, ascolta Mohamed, senti bene Mohamed, Sì. A questo punto noi diamo la linea Antonio Lai, questo è Die Pro Die a Cagliari, da via a Roma, per parlare con Rosy. Non so chi sia Rosy, ma qualcosa da raccontare ce l'ha. Madame, mademoiselle, e maintenant Antonio Lai e Rosy. Ringraziamo Mohamed per la linea, ringraziamolo anche perché ha introdotto questo incontro importante, tanto importante quanto casuale, con Rosy Landi qui nel meraviglioso salotto di via Roma a Cagliari. Ciao Rosy, come va? Ciao, benissimo. Vi ricordo che Rosy è coordinatrice nazionale del gremio Giovani Sardi a Roma, in quel di Roma. Qual è l'attività, diciamolo, per coloro i quali per la prima volta sentono parlare di te o di me o di tutto il mondo? Allora, qual è la vostra occupazione? Di cosa vi occupate con questo organismo? Ok, la FASI praticamente è un'associazione nazionale e internazionale che rappresenta i sardi in Italia e nel mondo. Io sono una neonata, nel senso che mi sono iscritta all'associazione poco più di 2 mesi fa. Io per l'associazione sono interprete e traduttrice. E niente, noi a breve organizzeremo una festa. Il nostro scopo è quello di avvicinare i sardi e tutti coloro che hanno a che fare con la Sardegna in qualche modo. Io infatti parlo di chiunque sia rimasto affascinato dalla Sardegna o da qualcosa di sardo. Può partecipare, quindi molto networking, l'unione fa la forza, insomma questo è il discorso. Sinergia a 360 gradi. Esatto. Esportare il marchio Sardegna, inteso come underground e anche come background culturale, è difficile ancora oggi o è più semplice con l'apporto dei vari social networks, con internet? Non so sinceramente se sia più facile o più difficile, perché comunque alla base ci deve essere la passione, la voglia di fare le cose, che devo ammettere non c'è in tutti. Ecco. Quindi quei pochi che si prendono la responsabilità di farlo a titolo gratuito per la Sardegna, insomma, spero vengano un po' ascoltati. Il mio appello è questo: se abitate a Roma o se passate per Roma, iscrivetevi al gremio giovani. Potete mandarmi un'email. Lo diciamo la mail? Sì, rosilandi@hotmail.com. Organizzeremo una bella festa. Siete tutti invitati, però preferibilmente se abbiamo almeno il nome nativo, il numero di telefono, un'email, così vi mandiamo un po' di informazioni. Possiamo aiutare tutti, nel senso, se voi siete muratori piuttosto che traduttori, hostess, forse c'è una possibilità, insomma, anche di essere inseriti. Esatto, sì. Ragazzi, riconducendoci un pochino all'ordinazione che ha fatto poco fa, hai ordinato un tè e via dicendo, quindi il tè nel deserto, il mal d'Africa, il sardo, una volta che hai girato tutto il mondo come te, hai vissuto 10 anni in Australia, sei tornata, sei adesso a Roma e via dicendo, perché soffre sempre di mal di Sardegna? Perché secondo me alla base di tutto c'è proprio la radice che ti richiama, no? Quindi se fossi nata in Albania, l'Albania mi avrebbe richiamata. Quindi, ecco, per esempio, tu sei oriunda di? Allora, mia mamma è di Tortolì, mio papà è di Avellino, però fino ai 19 anni ho vissuto a Tortolì, dopodiché mi sono spostata all'estero e mio marito è australiano, però ovviamente la Sardegna è casa. E la Sardegna manca, specie quando ti trovi in Australia, e quindi il mio intento è quello di aiutare chi come me ha questa nostalgia, insomma, dei profumi, dei colori, una cosa un po' romantica. I maligni direbbero che siamo l'unico popolo al mondo, quando siamo fuori di casa, che si organizzano in associazioni
pseudo-culturali, per esempio il gruppo, che ne so, il circolo sardo di Vancouver. Sì, ecco, sì, perché noi siamo gli unici ad organizzare, cioè partiamo ma non riusciamo ad inserirci nel tessuto, o partiamo e non dimentichiamo mai? Nel frattempo possiamo ricevere anche le ordinazioni, perché la signorina sarà in TV con noi, bravissima, come si chiama? Stefania. Stefania, ecco. E quindi volevo dire che secondo me è proprio un bisogno di ritrovare un pizzico di Sardegna ovunque si è, perché il sardo non sopravvive all'estero. Secondo me è proprio questa la base di tutto, che sia Roma, perché comunque nell'immaginario comune Roma è continente ancora, no? Per tante persone. Quindi senza questo pezzo di Sardegna ovunque tu ti trovi non si va avanti, e lo trovo in tutti i sardi, anche quelli che magari per qualche anno sono voluti andare via, no? Hanno rinnegato un po' l'origine, forse anch'io per un certo periodo di tempo faccio parte di questo gruppo. Prima o poi si torna con questa passione, con questo vigore, con questa voglia di fare, no? E niente, ora mi trovo ad avere questa passione e questa voglia di fare, mi ripeto, e voglio fare del mio meglio, poi magari, non so, fra 2 anni passerà. Cosa ti augureresti per la Sardegna da oggi all'eternità, al futuro, quello che oggi non c'è, che ci potrebbe essere, quello che magari pensavi di ritrovare al ritorno tuo in patria dopo essere stata tanti anni in Australia? Forse dico una cosa che può sembrare un po' critica, non solo per i giovani sardi, ma per i giovani italiani. Manca l'entusiasmo, la voglia di rivoluzione, di cambiare, di proprio fare le cose direttamente. Sembra che comunque ci si debba affidare sempre a qualcuno che lo fa per te. E questa è una cosa che mi disturba, perché dobbiamo farle noi le cose, no? Come voi state facendo il vostro mestiere, ora andate e fermate le persone che per caso come me passano per via Roma. Vorrei che tutti nel loro piccolo facessero un po', perché è facile affidarsi no? O incolpare tal dei tali per non aver fatto ciò che aveva promesso. Facciamolo noi e poi, no? Ti ringrazio tanto, speriamo che questo messaggio sia arrivato ai nostri telespettatori, soprattutto ai giovani. Ci salutiamo e prendiamo il nostro caffè in pace. Grazie. Tu il tè e io il caffè. Ciao. Ciao ragazzi! Amici, da Via Roma è tutto, quasi tutto, se non mi investono, io sono proprio nel centro della strada per darvi appuntamento a una prossima puntata, a parlare giorno per giorno di ciò che succede nella nostra isola. Prego, andate pure tranquillamente, saluto tutti gli amici che hanno partecipato a questa puntata e naturalmente saluto voi che ci avete guardato fino a questo momento. Da Cagliari, da Via Roma è tutto, come dice il mio amico Cristian Cocco in una televisione molto più importante. Aiò! Ciao a tutti!